Ciao ragazzi, oggi sono nella cucina di Giannico, eccolo là, perché avevo voglia di una lasagnetta autunnale. Sì, ma mi metti sempre un po' in imbarazzo, cioè, scusami l'italiano che mica avevo programmato con te stamattina fare le salse, cioè le salse d'accompagnamento, salsa verde, salsa... E invece? E invece porca troia, cioè guarda cosa che si arriva. Va che bello, ma che colore Questi che sono finferli, questi che ha bisogno di dare una scottata in modo che si ga dentro, si ne l'evapora e va via. Però queste sono finferle. Finferli e finferle. Finferle. Certo. Ma vedo che sono diverse. Queste qua, qui che ha visto il fuoco, e se cotte. L'idea è questa. Fermo questi qua, una spadeata con i tagliadè. Tagliadè, sai cosa che è? Sai cosa che è tagliadè, no? No, me lo ricorderai tu dopo. Sì. Non sono fettuccine, non sono lasagne, ma sono tagliadè. E ora che ho fatto una pasta fresca, bella liscia così, adesso la tireremo e faremo una tagliadea per fare le finferle e che devono scottare. Prima di andare avanti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, dove peraltro c'è anche una playlist dedicata interamente a Giannico il Cuoco Veneto. Attivate la campanella per le notifiche, perché così sarete sempre aggiornati sui miei video. E adesso torniamo da Giannico. Mi sono fatto, senti che roba. Che colore. Ma anche liscia, perfetta, ha fatto il suo riposino. Perché i tempi sono sempre importanti. Vedo che se andava via l'aria, se bea. Ha fatto il suo riposino, se tranquilla. E adesso che facciamo fare la fine dell'orso. È talmente gialla che sembra polenta, Giannico. Polenta. Se chi se uvi di casa e chi se, come dire, ho messo una percentuale di rosso di ovo, un goccio di olio perché la renda bella morbida e gli uvi interi. Adesso la ricetta classica è un chilo di uvi, però se anche mi faccio un misto con la semola e che metto dentro rossi di uvi, bianchi di uvi e olio. Se adesso non te fossi qua a te che te mettendi, se non ci fosse lei che mi attende, invece te farei i ravioli, perché guarda che spettacolo. Ecco, adesso siamo qua un attimo, dottore il mio attrezzo per tagliarle. Giannico, sbaglio o hanno un bello spessore? Sì, ma insomma dai qualcosa sotto i denti, se dobbiamo sentirla. Certo. Dopo 3 minuti a cucinare, mia 10, mia 20, certo. Insomma. Comunque è una scelta quella di averla abbastanza dopo spessa. Più fina è, logicamente, più è delicata in bocca. Però siccome qui che la vuoi al dente o ben cotta, certo. Va a gusti. Va a gusti. Posso andare? Vai. Parti scherzi, Stefano, parti scherzi. Non ti viene voglia di mangiarla. Mamma mia, mamma mia. Quante ricette vieni fuori? Anche un bel desfritto anche dei fregadini, di puastro, un bel ragù di qui anche una volta, con i suoi profumi, con i suoi intingui. Non ti viene mia voglia di farla sta roba qua. Guarda, detta così come me la dici, Giannico, sta venire fame anche alle 6 di mattina. Ma adesso anche invece di baruffare in famiglia, no? Che papà, mamma è tutti in tensione. Invece di baruffare, si mette a fare un po' di pasta che passa a baruffo, poi mangiando di fare pace. Comunque, caro Stefano, il burro mi serve per fare cremetta, mica se drio frittegare, Vito. Con l'aglio? Con l'aglio, che allarga il profumo, certo, mia allarga, certo. Anche donne, sai che è delicata, l'aglio può andare. Occhio che miracolo. Oh. Guarda, sento frittegare. Come il frise. Sì, no. Le drio evaporare tossine di funghi, no? E poi questi, Giannico, sono, ci si meraviglia, ma sono gusti semplici in realtà. Guarda, 10 minuti. Quindi non bisogna ricercare per forza le elaborazioni complesse. Ma se puoi fare le elaborazioni complesse, l'importante è che ti quello che ti è in bocca, se quello che ti hai visto, il segreto qua è useo.
che quello che noi sentiamo di profumo e di gusto deve andare in sala dei nostri ospiti. Certo. Se noi facciamo una roba complessa, che il piatto viene che non sa da fungo e la tagliadea non sa da uovo buono, da farina buona, cosa abbiamo fatto? Ciacque, video, non so, poesia. Certo. Questa per me la cucina è che sti profumi qua che sento tirando la pasta, ste robe qua, adesso lui dice che è passivo. Vedi ti mantiene il colore. Certo. Adesso dimmi il profumo che ne so. Favoloso. Non sento il profumo che ne certo, so. certo. Senti che roba? Sono già pronte? Già pronte, sì. Bene. Questo la prossima volta va su un'officina particolare che si chiama l'Ecocentro. Mi aveva fatto un mio amico, un vecchiotto del mio paese, guarda quante volte che avevo messo a posto. Sì. Però sono affezionato. Sì. Certo. Guarda. Qua, i nostri fettuccini ma tagliati sono è più corretto lo so che... Aiutami, come li chiamiamo? Mal tagliati. Mi piace. Perché Bene. I funghi sono a posto. Certo. La pasta è a posto. Se che sta su un pelino di acqua, ma un pelino, la ricca di amido mi piace perché la mi fa da cremetta col burro, perché l'aria che c'è dentro qua la si increma con l'acqua calda qua. Certo. Ed è a posto. E ogni ingrediente ha il suo perché. Questo Sì, è sì. Ah, che bello. Oh, ma tutto 6 anni. Beh, alla fine. Oh, Stefano. Mamma che merendina estemporanea. Ma che spettacolo. Oh. E che profumo. Giannico. Ragazzi, il valore della semplicità in cucina è questo. Cucina veneta. Mamma che buona. Ma sentite che roba? Il profumo del bosco e dell'autunno. Ma ho sentito. È buonissimo. Senti tutto. Che senti? Ragazzi, continuate a seguirci perché c'è tutta una playlist dedicata a Giannico il Covo Veneto sul mio canale YouTube e ci sarà anche questo video qua. Intanto andiamo avanti perché insomma bisogna onorare la cucina veneta come si deve. Ciao ragazzi, finiamo la merenda e torniamo a lavorare. Però anche l'idea dei mal tagliati, Che bontà, che bontà.